Terza corsa, premio Gilberent. Discreti cavalli di 3 anni, 1 Benza S, Antonio Greppi, 2 Bye Bye Fili F, Alessandro Gocciadoro, 3 Brando Benal, Vincenzo Piscuoglio, 4 Bradley Fox, Roberto Vecchione, 5 Beverly Trio, Marco Stefani, 6 Brivio Delita, Antonio Di Nardo, in seconda fila 7 Bruno Ska, Maurizio Cheli. Parte piano Benza S, al pari di Bradley Fox che si getta di galoppo. Veloci sono Bye Bye Fili F, all'esterno Beverly Trio, poi Brando Benal che si sistema secondo alla Numero corda. 7 L'errore Bruno sulla Ska squalificato. contemporaneo sia di Bye Bye Fili Numero F che 2 di Beverly Bye Trio. Bye Fili F Quindi rimane al comando, squalificato. ma rompe anche Brando Benal. Numero 5 Beverly Trio squalificato. una Numero maledizione. 3 Brando Benal squalificato. Tutti i cavalli che sono andati davanti hanno rotto, alla fine si trova davanti Brivio D'Elite che fa gli scongiuri, 400 metri in 36, ecatombe di rotture, alla fine sono rimasti in due, si sta riavvicinando anche Bradley Fox, non sappiamo se è squalificato, probabilmente no, in seconda posizione è il Sauro Benza S. Intanto arriviamo ai 600 metri passati da Brivio D'Elite addirittura in 47,4, al comando con poca spesa, l'allievo di Gennaro Casillo. Benzes in seconda posizione davanti a Bradley Fox, poi vediamo Brando Benal, ma alcuni sono squalificati. Il giro intanto in 1-3-3, Brivio D'Elite, Benza S e Bradley Fox. Giro in 15-9, la frazione qui davanti alle tribune, continua con molta calma. Antonio Di Nardo col figlio di Ideale Luis arriva al chilometro addirittura in 1.19.1. Ora Antonio Greppi decide di spostare con Benza S e va all'attacco. Sembra una sfida a due tra Brivio D'Elite e Benza S. Insiste all'esterno il Sauro, molto veloce la frazione di là. Hanno cambiato notevolmente ritmo, 14-1. Insiste Antonio Greppi col figlio di Loviu, ma ha risposto da par suo Brivio D'Elite che è allungato secco. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, l'ultima curva viene passata ancora in 14-2, Brivio D'Elite e rompe anche Benza S e praticamente... Numero 1 Benza S Brivio D'Elite squalificato. arriva praticamente da solo e viene a vincere molto bene, mentre per le piazze non diciamo niente perché non sappiamo bene chi è squalificato e chi no, probabilmente potrebbe essere solo uno all'arrivo, quindi non diciamo, attendiamo l'esito della giuria. L'unica cosa certa, la vittoria nei più facili del modo di Brivio D'Elite 1.15.8, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori della scuderia Opitergium.